Presidente, Luvata, Aussafer 2, Zanutta, importantissime realtà imprenditoriali della Bassa Friulana che hanno saputo investire nell'innovazione, e lei a queste aziende oggi ha dato un messaggio importante, un messaggio di ottimismo ragionato. Intanto sono le aziende che hanno avuto coraggio anche durante la crisi di investire in loro stessi, investire nei loro dipendenti con una formazione e una riqualificazione importante. Tutte e tre le aziende mi hanno detto che senza i loro collaboratori, senza i lavoratori e le lavoratrici con cui tutti i giorni si confrontano, non sarebbero leader mondiali. Eppure lo sono in un territorio, il Friuli Venezia Giulia, che ha davvero grandi ambizioni, in settori parzialmente diversi, ma vuol dire insomma che c'è un tessuto imprenditoriale che tiene, che è il tessuto imprenditoriale che sta superando la crisi, ci sono anche posti di lavoro che stanno creando ed è molto importante, e c'è anche la capacità, questa sì, di guardare con fiducia al futuro superando la crisi. Il sindaco di Pocenia ha detto che lei è stata la prima presidente che ha visitato la zona industriale, il senso quindi anche di questa serie di incontri sul territorio. Ma sta funzionando molto, serviva a me davvero per incontrare negli occhi lavoratori, lavoratrici, imprenditori, manager, ma anche e soprattutto credo che serva al territorio per sentirsi vicino alle istituzioni. È importante che non solo me ne occupi sulla carta, è importante che io riesca a vedere queste aziende, a capire quali sono i problemi, capire anche se le scelte che stiamo facendo vanno nella direzione giusta o se ci possono essere dei miglioramenti, e siamo qui naturalmente per farlo.